e soliana, esa diega rosa. E se non muove da isetta bezzesa, l'altra che rue si spina e si sposa, e malande ruere in lutto e duchesa. Stintino è un paese aggrappato a un lembo di terra diviso tra il Golfo dell'Asinare da quello che i locali chiamano il Mare di Fuori. È sì conosciuto per le sue spiagge da sogno come la Pelosa, le Saline, ma è anche e soprattutto un paese ricco di storie e tradizioni. Voglio conoscere questa realtà e il modo migliore è attraverso la voce della sua gente. Che forte si esa morte, che a tutta si sposa. Visitare Stintino è visitare un paradiso, cioè il mare che c'è a Stintino è l'unico nel suo genere, nonostante la Sardegna sia bella tutta, però la Pelosa, per dire, come le Saline, hanno un mare particolare, ogni giorno cambia colore, anche noi quando andiamo lì, nonostante ci abitiamo, rimaniamo un po' incantati, perché non ha un colore fisso come altre spiagge. Proprio nelle sagre fisse, perché iniziamo da giugno con la sagra del pesce, poi a luglio con la sagra del tonno, che stiamo già 20 anni che la facciamo, è sempre una grandissima riuscita. In agosto collaboriamo con altre associazioni che fanno gli eventi a Stintino, come può essere Isola in Vetrina, che si svolge alla fine di agosto, che raduna un po' tutti i paesi della Sardegna con prodotti tipici, quindi musica, balli, sfilate, e noi diamo il supporto logistico e qualche volta tecnico anche per quanto riguarda la sistemazione dei gazebbi. La mattina consiglio di alzarsi prestissimo, perché vedere l'alba a Stintino e come vedere il tramonto sono due cose spettacolari, perché abbiamo la fortuna di avere il golfo grandissimo e il sole sorge da lì, quindi la giornata te ne illumina completamente. Poi cala nel cosiddetto Mare di Fuori, che è ancora più bello perché vedi scendere dietro Capofalcone, sparire verso la Spagna, che è una cosa spettacolare. A Stintino invito soprattutto a dicembre. Si farà un presepe a altezza d'uomo, bellissimo, viene fatto adesso sul Porto Vecchio ed è una cosa fantastica. Ogni anno aumentano sempre più le statue, gente che le dona, il comune che ne fa di nuove, quindi molto bello da visitare. In primavera sono i profumi della Sardegna, quindi ognuno può fare escursione a Capofalcone, la zona interna, andare verso l'Argentiera, quindi passando da Pozzo San Nicola, fare tutta la parte est e ovest della Sardegna, che è una cosa fantastica, delle scogliere a picco. Stintino non è solo Pelosa o Saline, ci sono dei bei sentieri dove riesci ad andare a visitarli tranquillamente, in bicicletta o a piedi. Vieni a Stintino, puoi visitare il paese, il borgo è bellissimo, conoscere le persone tipiche del paese. Le stintinesi sono belle, un po' diffidenti come tutti i sardi, però dopo una volta che ti conoscono ti danno il cuore, potrebbero lasciare le chiavi di casa senza nessun problema. La spiaggia della Pelosa è il fiore all'occhiello di Stintino, è un po' il suo simbolo. La torre è famosa in tutto il mondo e viene accostata al paese di Stintino. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di preservare questo paradiso.
d'estate arriviamo ad avere fino a 5.000-6.000 presenze, la quantità di sabbia che ogni anno viene portata via dalla spiaggia della Pelosa purtroppo è molto ingente. Quindi già da quest'estate inizieremo con il togliere una ventina di parcheggi, proprio quelli davanti alla spiaggia della Pelosa, in modo da invogliare il turista o comunque chi vuole fare una passeggiata proprio ad ammirare la bellezza di questa spiaggia a piedi e non più solo in macchina. Quello spazio verrà adibito ad Infopoint, un punto quindi di informazione turistica ma ambientale, dove verranno date tutte le informazioni possibili al turista, dal non utilizzo tra virgolette dei classici asciugamani a contatto con la sabbia, perché l'asciugamano, se non viene pulito bene, porta via una quantità molto importante di sabbia. Quindi l'idea è quello di aiutare il turista proprio ad avere coscienza di quello che sta facendo, quindi non avere più l'asciugamano classico a contatto con la sabbia, ma proteggerlo attraverso delle stuoiette piuttosto che delle sdraiette o delle seggioline. Stiamo già procedendo con la sistemazione di alcuni lavapiedi proprio all'uscita delle passerelle, in modo che la sabbia che viene trasportata fuori dalla spiaggia possa essere recuperata. Questo è il primo intervento. L'intervento che comunque reputiamo più importante è il progetto Spiaggia della Pelosa, che è stato finanziato per una parte dalla Regione Sardegna, che partirà presumibilmente nel 2019 e ha come base fondamentale quello del recupero delle dune. Quindi togliere una parte del manto stradale proprio davanti alla spiaggia della Pelosa e sostituirlo con delle passerelle in legno. Che quindi permetteranno il riciclo della sabbia, perché la sabbia non sarà più oppressa dall'asfalto, e quindi crediamo fortemente che questo progetto a lungo termine possa ripristinare non sicuramente la spiaggia della Pelosa di 80 anni fa, perché quello sarà impossibile, però che possa dare una grossa mano a livello naturalistico e ambientale. Le bellezze del mare e delle spiagge richiamano ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo. Ma Stintino non è solo questo. Esiste un paese con una storia antica e molto particolare. Il posto giusto dove posso trovare le risposte alle mie domande è sicuramente il Museo della Tonnara, che si affaccia sullo splendore del Porto Vecchio. Manos leídas un toro, fugneriente, mi vida scherniasamente, a fagher bene su morto. Stintino nasce il 14 agosto del 1885 in seguito alla cacciata di 45 famiglie dall'isola dell'Asinara. In quel periodo era stato emanato un provvedimento che prevedeva l'installazione sull'isola dell'Asinara di un lazzaretto e di una colonia penale agricola. Quindi le famiglie vengono allontanate dall'isola e inizialmente gli viene proposto come nuovo insediamento le terre di Portoconte ad Alghero. Le 45 famiglie rifiutano seduta stante perché le terre di Portoconte all'epoca erano infestate dalla malaria e optano per questo lembo di terra che nel nostro dialetto locale si chiamava originariamente il Chientini, che significa appunto budello intestino, per le due insenature dei due porti, che sono il Porto Mannu e il Porto Minori. Queste famiglie scelgono questo lembo di terra innanzitutto perché era molto vicino all'isola dell'Asinara e poi perché esisteva già ad antica data uno stabilimento per la lavorazione e la conservazione del tonno di installazione di fine 1500. Alcune di queste famiglie infatti facevano già la stagione di pesca presso lo stabilimento della Tonnara, per cui scelgono questo lembo di terra come nuovo insediamento e trovano una prima occupazione nelle baracche della Tonnara.
La pesca del tonno rappresentava per Stintino la più grossa risorsa economica. Buona parte degli stintinesi infatti si recava nel periodo da maggio a fine giugno allo stabilimento della Tonnara Saline, che era costituito da un vero e proprio polo industriale. Era suddiviso in due comparti: uno era il malfarraggio, dove operava la ciurma di mare, quella addetta dal calo della Tonnara fino al giorno della mattanza, e l'altra parte era costituita dallo scabbeccio, che costituiva, diciamo, il corpo centrale dell'industria per l'iscattolamento. All'interno dello scabbeccio operavano anche molte donne di Stintino durante le fasi di pulitura e scattolamento. Fallisce lo stabilimento nei primi anni 60. Chiude lo stabilimento, ma i pescatori continuano a praticare la pesca del tonno e il tonno veniva venduto a fresco ad altre tonnare. Poi nel 1973 è stata la chiusura definitiva della pesca del tonno, principalmente in seguito all'installazione del petrolchimico di Porto Torres, che ha causato l'allontanamento dei banchi di tonni. Stintino originariamente dipendeva dal comune di Sassari. Quindi dopo la chiusura dello stabilimento della Tonnara, dopo questo primo shock iniziale, gli stintinesi si sono accorti che il territorio faceva gola a molte famiglie che venivano da Sassari, che erano assidui frequentatori del paese durante la stagione estiva. Nei primi anni 80 inizia infatti il boom economico per Stintino e cominciano a sorgere i primi complessi residenziali, come per esempio l'hotel del Roccarruia alla Pelosa, e lo stesso stabilimento della Tonnara Saline viene poi convertito in un villaggio vacanze. Il MUT, Museo della Tonnara di Stintino, sorge all'interno dell'ex edificio Alpi, che era una vecchia fabbrica per l'inscattolamento delle sardine attiva negli anni 50, che era di proprietà della famiglia Viale. Il comune di Stintino ha acquisito il vecchio rudere e l'ha ampliato, restaurato e convertito a Museo della Tonnara. Qui all'interno il percorso è stato strutturato per essere autonarrante. C'è un percorso video in ogni sala che spiega esattamente tutto quello che il visitatore potrà vedere nel corso del percorso espositivo. Ed è stato strutturato per essere un doppio dialogo fra un tonno che entra nel Mar Mediterraneo per la deposizione delle uova e l'ultimo rais della Tonnara Saline, che è Agostino Diana. Lenta e soleana, esa diega rosa, e se non muove da isetta bezzesa. L'altra che rue si spina e si sposa, e malande ruere in lutto e duchesa. La vita in Tonnara era un po' sacrificata, non era un lavoro continuo, però era un lavoro che bisognava rimanere sempre lì. Io ho iniziato ad andare allo stabilimento dove si lavorava il tonno, dove si facevano queste cose. Da ragazzino, da 14 anni fino a 18 anni sono stato allo stabilimento. Poi da 18 anni sono passato alla ciurma di mare, che sarebbe l'equipaggio della Tonnara, e lì ho fatto la mia carriera, insomma, lì. E siamo andati in Tonnara sempre continuamente fino al 64. Tutti entravano nel Grande, questa camera si chiamava il Grande, che era la più grande di tutti. Entravano lì e andavano verso al Bordonorello. Dopo dal Bordonorello giravano e andavano verso il Bordonaro, il Bastardo e la Camera, che erano tre camere quasi uguali, però due erano per girare i turni e uno era per rimanere ai turni. E questi erano gli ultimi tre vicino al corpo. E poi nel momento che dovevamo fare la mattanza veniva abbassata la porta del corpo e i turni passavano dalla camera alla camera da morte. E lì venivano fatta tutta la mattanza, tutta la procedura, prima tirate le reti, tirate in su,
e poi a un certo punto bisognava prenderli. Allora si prendevano non come li prendono adesso, li prendevamo coi ganci. Il Rise aspettava nel momento che erano tutti pronti i tonnarotti per prendere i tonni. Nel momento che i tonni erano pronti, aveva il remo dritto sulla barca del centro, che era il Barbariccio, che era la barca piccola del Rise. Abbassava il remo e allora tutti i tonnarotti agganciavano i tonni. A chi ne poteva prendere di più, magari che nel periodo che c'eravamo noi, eravamo tutti insieme, perché i tonnarotti ci avevano come una percentuale tutto l'interiore del tonno, sia la bottaraga, la lattante, il cuore, insomma tutta la roba interna del tonno era dei tonnarotti. Io come Rise dovevo guardare sempre tutti quelli che lavoravano e poi fatta la mattanza andavamo a terra lì allo stabilimento e questi tonni venivano ributtati a mare dai barconi a mare e tirati a terra. Però allora noi soltanto dovevamo prendere quei tonni dai barconi, buttarli a mare e poi da mare si arrangiava quelli dello stabilimento. Ma era una cosa che si aspettava nel momento di andare alla tonnara. Allora quelli che eravamo, insomma, che ci avevamo in testa proprio la tonnara e aspettavamo il giorno di andare di nuovo ogni anno alla nuova stagione. Il Museo della Tonnara di Stintino è stato aperto al pubblico il 18 giugno del 2016 e nel biennio 2016-2017 è stato aperto per 14 mesi. In questi 14 mesi al museo sono stati organizzati 80 eventi culturali e di divulgazione scientifica e 10 mostre sia fotografiche che pittoriche. Quindi un piccolo museo, un museo giovane, ma che sin dalla sua apertura ha voluto fare la differenza e quindi questo museo è un modo per restituire al paese, alla comunità, ma anche a tutti coloro che visitano Stintino, di restituire appunto la memoria di ciò che è stato e la storia di Stintino, dell'Asinara e della Tonnara Saline. Noi teniamo moltissimo come associazione alla comunicazione e alla promozione del museo. La nostra scelta è stata quella di far sì che il museo venisse comunicato attraverso le nuove tecnologie social. Anche nei numeri dei visitatori diciamo siamo più che soddisfatti, perché in 14 mesi hanno visitato il Museo della Tonnara più di 8.000 persone. Questi credo che siano numeri molto interessanti, riportati nella piccola realtà stintinese e anche per il fatto che Stintino, essendo considerata una località prettamente balneare, non sempre l'interesse per la cultura è così immediato. Creare un'offerta culturale di qualità ha ripagato tutti gli sforzi, perché comunque moltissimi turisti frequentano il museo non solo per venire appunto a fare la visita negli spazi museali, ma anche per partecipare agli eventi culturali che appunto si svolgono durante i mesi di apertura. Il lungo viaggio torna tra qualche minuto.
Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Visita la nostra pagina Facebook e scopri gli altri vantaggi che ti possiamo offrire. Renault Clio, da 99 euro al mese. Sentare sola e sire, notte de nubes, de demonios e sues, el brinco se tono de vecinos, tú que se misura, son manos y paganas al negue, e signos de bloques de malignos, en cosa dictadura, son levios y ledos tus al negue, Stintino è anche buon cibo e sono parecchi i locali che propongono piatti tipici accompagnati dall'ottimo vino locale. Ma io voglio andare a conoscere due persone che si sono inventate un'attività molto particolare. Un posto dove il pesce è il re della tavola. Ci è venuta questa idea di iniziare questa attività di titurismo, che sarebbe praticamente in seguito a una delibera dell'Unione Europea che proprio per la crisi del mare, la crisi del prodotto ittico, dà l'opportunità al pescatore di diversificare il reddito, ovvero sia creare delle attività connesse alla pesca utilizzando il tuo prodotto non solo per la vendita al grossista, ma anche con l'opportunità di poterlo trasformare o vendere anche in banchina. Abbiamo iniziato a lavorare all'interno della nostra sala da pranzo. Abbiamo visto comunque che l'attività era vista con simpatia, era apprezzato il tipo di cucina che si fa, che è una cucina casalinga. È proprio il menù del pescatore. Chi viene da me mangia quello che mangiamo i pescatori normalmente nella nostra vita. Allora io praticamente la mia giornata si consiste nella mattina un'uscita al mare molto presto, dove normalmente, dipende dal periodo, mi alzo intorno alle 4, esco dal porto alle 4:30 per essere sulle reti appena fa l'alba. Ti rendi conto di vivere un paradiso quando vedi un'alba di Stintino. Poi quando finisco di tirare sulle reti, smaglio il pesce, poi ricalo le reti, torno a casa e rientro qui, preparo tutto il pesce, lo eviscero, lo squamo e lo metto in condizioni di poter lavorare. Lì inizia il lavoro di mia moglie, che prende in mano tutto il pescato e inizia la trasformazione. È una giornata di lavoro che dura insomma tante ore, perché poi la cena normalmente si fa verso le 21 e da lì poi, visto che è anche una cena particolare, una socializzazione, qua si mangia tutti assieme in un unico tavolo, per cui ci si conosce, si fanno delle belle compagnie. Abbiamo riunito, come si dice, l'Italia a tavola, capitano tavolate con persone di varie estrazioni geografiche e sociali, e poi alla fine ho visto che nel 99,9% si nascono anche dei buoni rapporti personali. Si parla della pesca, si parla un po' di tutto, insomma. Qualche volta, anche se io preferisco evitare l'argomento, si cade anche in calcio e politica, ma siccome su quelle cose non c'è mai serenità in Italia, preferiamo sviare l'argomento, parliamo di altre cose. Chi viene da me sa che mangia del pesce fresco, pescato in giornata, cucinato con le antiche ricette del paese,
sia io che mia moglie siamo di origini asinaresi, i miei 8 besnoni erano tutti dell'Asinara. Per cui si cucina il pesce con la cucina povera, tipica del pescatore, ma il fatto che sia una cucina povera non è detto che poi non sia una cucina che abbia una sua valenza. Venite a trovarci perché noi abbiamo bisogno di compagnia, altrimenti dopo un inverno lungo come il nostro ci sentiamo soli. Santo Andrea, Santo Andrea, San Maria. Vi ho preparato il gattuccio all'agliata. L'agliata è una salsa tipica di questa zona che nasce come conservante per i cibi. Tutti i pesci che rimanevano o fritti o bolliti, l'indomani si potevano conservare in questa salsa. Poi è venuto fuori che la salsa comunque è gustosa e quindi è diventato un piatto tipico. Si possono preparare tutti i pesci più o meno, o bolliti o fritti, e poi conditi con questa salsa qua. Oggi abbiamo preparato il gattuccio, l'abbiamo fritto nella farina semolato sardo e poi l'abbiamo condito con la salsa che viene fatta con aglio, olio, passata di pomodoro e aceto. Dovete venire a assaggiare questo piatto perché è fantastico. Casomiro de esa vilonzana, San Bernardo su capiusa mama, ai salire sta non più de cana, salida. E so santone de esa vilonzana, da Bernardo su capiusa mama, su figlio de esa vida esa fontana. Questo territorio è stato in grado di sfruttare le sue bellezze anche per eventi sportivi di livello internazionale. Mi viene in mente il torneo di beach wrestling che ormai da più di 10 anni porta i migliori lottatori del panorama mondiale a sfidarsi sulla sabbia della Pelosa. Oltre alle bellezze del posto, sono anche questi appuntamenti che portano a Stintino tanti turisti ogni anno, che si affidano a operatori specializzati per una vacanza indimenticabile. Appa chi se mamma di armonia, con rasa delicatezza tua, con la nuova schidantesa sente mia. Parlare di sport a Stintino e soprattutto parlare di lotta mi tocca direttamente perché ho un passato da sportiva, ho un passato da lottatrice. Per tanti anni ho praticato la lotta a stile libero. È uno sport molto nobile, uno sport antichissimo, è probabilmente la forma di sport più antica del mondo. Insegna soprattutto il rispetto per il tuo avversario. Questa credo sia la cosa più importante. Seguo sempre molto da vicino gli eventi organizzati dall'Associazione Sportiva Athlon che sta portando la lotta veramente a livelli molto alti, non solo in Sardegna ma in Italia e nel mondo. Principalmente il turista che viene a Stintino è un turista, diciamo così, un turismo di tipo familiare e quindi molto rilassato, un turismo che abbraccia non solo l'offerta relativa al mare ma anche relativa a tutto ciò che sta intorno al soggiorno, diciamo così, sul mare, quindi le tradizioni gastronomiche piuttosto che il borgo di Stintino sono tutte offerte che in maniera organica soddisfano il turista. Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un aumento degli stranieri, molti stranieri vengono dal nord Europa, molti stranieri arrivano in funzione delle politiche che vengono scelte in tema di trasporti nel nord-ovest dell'isola. Sicuramente negli ultimi anni il nord-ovest dell'isola non è stato aiutato da queste politiche, ciò nonostante Stintino è riuscita a essere nei trend positivi
Questo anche è dovuto al fatto che ha una grossissima percentuale di pendolarismo e quindi di turisti che quotidianamente vengono a tutta la Sardegna per visitare la Pelosa. Noi come Sardinia Re offriamo principalmente due tipologie di soluzioni abitative: appartamenti sul borgo Istintino o limitrofi alla Pelosa, e poi delle vere e proprie ville indipendenti. Sono due tipologie che riescono a rispondere alle esigenze principali del turista che viene a Stintino. Abbiamo deciso di riempire di contenuti gli immobili e i soggiorni presso i nostri immobili. Ecco che allora abbiamo cercato di fare rete con tutti gli operatori per poter, diciamo così, svincolare le nostre offerte da tutte queste problematiche. Posso dire che abbiamo organizzato una serie di offerte direttamente fruibili direttamente in villa, come lo chef et homme piuttosto che la cena sarda. Abbiamo riempito di contenuti per quanto riguarda gli aspetti, diciamo così, contenuti culturali, più culturali e storico-artistici collegati alle tradizioni della Sardegna, e allora 2 o 3 volte alla settimana viene proposto al cliente un tipo di gita completamente diversa da quella che può essere sul mare. Perché venire a Stintino? Perché Stintino non ha bisogno di Photoshop, perché quando si sceglie Stintino online la si trova esattamente così come nei cataloghi e nelle immagini online, perché vi è la possibilità di avere una vacanza a portata di mano e a portata di mare, e quindi di poter gustare dei sapori unici che solo il territorio sardo può offrire, con un bellissimo tramonto sul Parco Nazionale dell'Asinara. Il soffio del vento, il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli e il dolce brusio di un peschereccio in lontananza che lascia il porto. Sono i suoni di Stintino, che si possono trasformare in musica e parole. E in questo delicato passaggio mi voglio far accompagnare da Beppe Dettori, per tanti anni voce dei Tazenda e autore di canzoni sulla Sardegna che hanno fatto storia nei duetti con Eros Ramazzotti e Francesco Renga. Beppe è l'artista che con le sue sonorità ha portato l'anima sarda in giro per il mondo. Brincare, brinca, brincare, 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 oh. Beppe, qui Dio ha deciso di fare un paradiso, poi ha chiamato te per la colonna sonora. Beh, non lo so, nel senso che mi prende la sprovvista, nel senso che è il mio mestiere, faccio questo di mestiere, faccio un musicista tutto tondo, però di fare la colonna sonora a Stintino è una responsabilità troppo grande. Io abitavo in una oggi storica e prestigiosa postazione che è diventato un locale prestigioso che si chiama Lufanali, ma non c'era il porto, non c'era la diga. Quindi qua che vediamo qua. La diga era naturale perché era l'isolotto. L'isolotto faceva da diga naturale. Quindi tutte le mareggiate entravano dentro il porticciolo e quindi entravano anche in casa. Cioè, gli schizzi, quando c'era soprattutto levante o tramontana, venivano veramente a casa. Quando ero spensierato, il pensiero era fare l'ultimo bagno, 9 e mezza di sera, più o meno l'atmosfera era questa. Il mare diventava un olio, c'erano i cormorani che venivano a nuotare assieme a me, bellissimo era. Una delle tue canzoni, scegliene una e dedicagliela a Stintino. Quale gli dedicheresti? Ce ne sono un bel po'. Guarda, una che parla di armonia, di leggerezza, di accogliere e sentire profondamente il senso di questa vita, no? Che sono anche respirare gli elementi, che ho presentato anche al museo, che è la continuazione di Abba. Allora, Abba, che vuol dire acqua, è in collaborazione con Paolo Fresu e i Tenores di Bitti. Brincare è stato realizzato in 2 modi, che sarebbe la continuazione naturale, conseguenziale del significato letterario e anche musicale. Quindi sempre alla ricerca di connettersi con gli elementi. Quindi l'acqua in questo caso, brincare è connettere la terra e l'acqua. Cioè brincare vuol dire saltare, quindi quando salti anche a modo di rito iniziatico
stai saltando e stai bonificando il territorio, il terreno. Poi se piove è fatta, perché si unisce, come si dice in logudorese, peuere con abba, cioè polvere con acqua. Si uniscono e diventano vita. Quindi questo è l'augurio che io posso fare a Stintino, perché è ancora in divenire Stintino. C'è ancora tanta tradizione da acquisire e bisognerebbe tutelare quella che è la tradizione stintinese, che è la pesca. Brincare, 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 brinca, brincare, 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 brinca, oh, 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 oh. Brincare, brincare, brinca, brincare, 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 brinca, oh, 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 oh. Grazie Beppe. Ciao a tutti. Fues ni una te prende, tu chi se dai sempre, intronzi cosa via, il lentore nia, finta sale numero. Qui a Stintino ho fatto il pieno di emozioni. Il mio bagaglio è stracolmo. Pensavo di riempirlo solo con sensazioni uniche regalate dallo splendore del mare e delle spiagge. E invece mi ritrovo con molto di più, pronto per continuare ad affrontare il mio lungo viaggio. Quando saprebbe esa vida mi